che ormai al giorno d'oggi sembra effettivamente necessaria una terza dose. Cominciamo a vedere dei casi, così come è stato osservato in altri paesi, casi di infezione in soggetti correttamente vaccinati. Medici e personale sanitario in Veneto riceveranno la terza dose da indicazioni ministeriali all'inizio del prossimo anno, dopo i soggetti fragili e a 6 mesi dal richiamo. Dose che in Veneto sarà inoculata a partire da lunedì e che, ad evidenze sul campo, dimostrano essere necessaria. A confermarlo è Paolo Lucernoni, primario di pneumologia dell'ospedale di Vittorio Veneto, ex Covid Hospital. Si iniziano a vedere, conferma Lucernoni, casi di contagio nonostante il vaccino. Queste infezioni nei soggetti vaccinati, attenzione, sono però generalmente lievi. Se il virus sta dimostrando di saper sfuggire al vaccino, soprattutto nei soggetti con comorbidità, la terza dose diventa la chiave per alzare la risposta immunitaria e deve essere considerata, chiarisce Lucernoni, come precauzione anche per il futuro. Per chi lavora ormai da quasi 2 anni in prima linea contro il Covid, l'inverno in arrivo rappresenta una preoccupazione. Il problema grosso che abbiamo è che abbiamo l'infezione nei non vaccinati e non sappiamo quello che ci aspetta adesso in autunno, quando la temperatura scenderà e quando l'esperienza ci ha insegnato che la malattia è intrinsecamente più grave. Cioè abbiamo in questo momento 2 pandemie coesistenti, la pandemia del non vaccinato, che rimane una malattia grave, aggravata da una mortalità non indifferente, e la malattia del soggetto vaccinato, che invece nella stragrande maggioranza è una malattia lieve paragonabile a una forma influenzale, a